C'è chi in TV è andato ed è stato espulso, sia pure in modo democratico. È stato espulso Marino Mastrangeli non è stato espulso perché è andato in TV, sia chiaro. Perché è andato da Barbara D'Urso. Neanche perché è andato da Barbara D'Urso, sia chiaro. Marino Mastrangeli è stato espulso perché aveva comunque già avviato un tasso di assenteismo rispetto ai lavori del gruppo in quel mese iniziale che era elevato per i nostri standard, e in particolare è emblematica l'immagine della riunione del gruppo del Senato in un'aula e in contemporanea dalla sua assenza vedere su uno schermo del PC qualcuno che ci fa vedere Barbara D'Urso con ospite Marino Mastrangeli mentre noi eravamo in aula a lavorare. Perché quindi non lavorava abbastanza. Da quel momento è cominciata una serie di inviti a smettere la sua sovraesposizione mediatica e cominciare a lavorare una maggior presenza. L'espulsione dal gruppo parlamentare, teniamo a precisare, è un gruppo parlamentare è frutto di una libera adesione a delle regole, ad un gruppo. Ecco, quindi nel momento in cui non riconosci più neanche nell'invito del gruppo di tenere un certo atteggiamento, a quel punto sei tu che ti stai ponendo fuori dal gruppo. C'è il rischio che venga espulso anche lei dopo questa puntata? Ma no, non credo proprio, perché comunque l'ho condivisa col gruppo. E poi come mai l'hanno autorizzata a venire in questa trasmissione? Ma vede, anche Marino Mastrangeli non è che aveva bisogno di autorizzazione, alla fine lui è andato in 1000 trasmissioni. Io ho un ruolo in questo momento che è il ruolo di portavoce del gruppo e quindi sto in questo momento svolgendo il mio ruolo, cercando di comunicare anche utilizzando il mezzo televisivo il più possibile della nostra attività, di quello che facciamo e quello che siamo. Il mio ruolo è un ruolo a termine, finirà il 15 giugno cambieremo e il portavoce sarà un altro. A quel punto non mi vedrete più in queste trasmissioni o in questi momenti, ma avrete un'altra persona da invitare. È vero che si fa il suo nome come possibile rappresentante del Movimento 5 Stelle per la Commissione di Vigilanza RAI, sempre che ve la diano? Guardi, non so chi può fare questo nome, noi al nostro interno stiamo ragionando ancora adesso, stiamo scegliendo chi proporre sia per la Commissione di Vigilanza RAI che per il Copasir. Ma vi hanno detto che ci sono delle possibilità che tocchi a voi? Tocca all'opposizione, sia la Vigilanza RAI che il Copasir, però vogliamo mettere a confronto un'opposizione finta di chi è andata in coalizione con il Partito Democratico, che poi ha vinto e ha preso anche un premio di maggioranza grazie alla coalizione, perché diciamolo, alla Camera c'è un premio di maggioranza che ha preso anche SEL e oggi si trova all'opposizione, dice di essere all'opposizione ma avendo fruito di un premio di maggioranza, quindi c'è qualcosa che cozza in tutto questo. E poi vogliamo fare dei confronti dei numeri: 30 circa sono alla Camera contro i 109 deputati del Movimento 5 Stelle, al Senato sono 7 contro i 54 senatori. Quindi secondo lei c'è un'opposizione. Devono dare al Movimento 5 Stelle sia la presidenza del Copasir che la Vigilanza RAI. La Vigilanza RAI dovrebbe toccare alla Camera e il Copasir al Senato per il principio dell'alternanza, che è una prassi utilizzata nelle presidenze. Il Copasir è roba delicata? Appunto per questo chiediamo con forza che il Copasir sia data alla prima forza di opposizione. E se non ve la danno? Dovranno spiegare perché. Perché non daranno alla Lega magari o a SEL? Ci sono 3 opposizioni. Ecco, le dico subito, il Copasir con la Lega è incompatibile. Questa deve essere una cosa chiara. La Lega è un partito secessionista che vuole sovvertire l'ordine di questo paese. Lo hanno dichiarato. C'è stato il loro leader che ha dichiarato di prendere i fucili per andare a fare la secessione. E quindi è incompatibile con un comitato, con una commissione che dovrebbe garantire... Beh, erano i tempi di Bossi, adesso il segretario... no, ma ancora adesso si parla di secessione, di regioni del nord, comunque di voler cambiare l'ordine di questo paese. Allora, un comitato che dovrebbe garantire invece l'ordine repubblicano, il rispetto della Costituzione e il rispetto appunto dell'ordinamento costituito è incompatibile con un partito che invece fa della secessione il suo cavallo di battaglia. Senta Crimi, parliamo non tanto di poltrone che potreste o non potreste occupare, quanto di cose che potreste fare per le persone che vi hanno eletto e anche per chi non vi ha eletto ma magari guarda a fatti concreti di questo governo. Sia chiaro che le poltrone non ci interessano in quanto poltrone, ma in quanto permettono di fare determinate cose. Il governo Letta vuole intervenire con decreto sull'IMU. Siete favorevoli a toglierla? Allora, siamo favorevoli a togliere l'IMU sulla prima casa, purché sia garantita
un certo equilibrio rispetto ai redditi, nel senso che l'IMU non può essere tolta in maniera orizzontale, perché toglieremo anche il respiro ai comuni che quella tassa, in parte di quella tassa aspettano, ma andrebbe commisurata all'effettiva capacità contributiva. Ricordiamo che la contribuzione... un po' come la proposta che era quella del Partito Democratico, quella che aveva in mente Bersani. Va benissimo, che la contribuzione dell'IMU deve essere proporzionale, come tutta la contribuzione deve essere progressiva rispetto ai propri redditi. Quindi chi ha una sola casa e un reddito basso, un pensionato... Sì, ma assolutamente deve essere garantito. Noi partiamo dal principio che nessuno deve rimanere indietro, devono essere garantiti i fabbisogni primari. Fabbisogno primario è la casa e il vitto, cioè quelle due, mangiare e abitare. Le ho fatto la domanda perché vorrei sapere se lei vota sì o no al decreto. Dobbiamo vederlo il decreto innanzitutto, poi in sede di conversione vediamo. Ma tendenzialmente mi sembra di capire che sia un sì. Sì, è un sì, ma deve essere non un sì orizzontale, perché altrimenti favoriremo anche chi ha casa e redditi elevati. Invece deve essere garantito a soglie di reddito basse, con un limite. Votereste anche sì al rifinanziamento della cassa integrazione? Ma credo che in questo momento non si possa non votare sì al rifinanziamento della cassa integrazione immediatamente, ma deve essere assolutamente cambiato il modello di welfare degli ammortizzatori sociali. Non può più essere una cosa straordinaria rifinanziata di volta in volta. Noi puntiamo al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è quel minimo reddito che garantisce una vita dignitosa a qualunque cittadino sia, diciamo, abbia una capacità lavorativa, benché non abbia un lavoro. Ci sono dei precedenti in Gran Bretagna in cui 3 generazioni di famiglie sono vissute sul welfare senza mai lavorare, e sono casi gravi perché appunto si è alimentata una situazione di difficoltà, di disagio sociale. Appunto dobbiamo partire dai modelli negativi e positivi e cercare di trovare degli strumenti correttivi per evitare che succedano queste cose. Le ipotesi possono essere tante, si può prevedere la possibilità che la persona stia studiando, allora se sta studiando non perdi il diritto al reddito di cittadinanza, oppure degli elenchi per lavori di pubblica utilità che possono utilizzare i comuni, e anche lì se non dai la tua disponibilità per i lavori di pubblica utilità, ecco. Mi è chiaro. La convenzione per le riforme si deve fare o no? È utile o no? E perché dobbiamo fare una convenzione per le riforme? Abbiamo eletto un Parlamento, ci sono 1000 parlamentari, ci sono le commissioni, c'è la Commissione Affari Costituzionali, 40 parlamentari alla Camera e 27 al Senato che stanno a fare. Perché sono Quindi stati voi eletti? Non avreste un nome da proporre come Presidente? Ma assolutamente no, è fuori luogo. Il Parlamento è il luogo in cui si parla, è il luogo in cui le persone elette possono fare le riforme costituzionali. Perché non sono in grado di fare le riforme costituzionali? Ci dicano i partiti perché devono rivolgersi a dei saggi esterni. Beh, glielo potrà chiedere nel prossimo streaming con Enrico Letta. Non avete fatto proprio una grandissima figura, me lo lasci dire. Il Presidente del Consiglio è stato bravissimo. Ma quella è una visione diversa. Non so se si è vista l'immagine. La nostra immagine era un po' di delusione, quando non hai nulla da dire, nel senso che alla fine hai ripetuto un discorso che era stato fatto precedentemente, c'è poco da fare, insomma, sembrava. Innanzitutto voglio ribaltare anche la questione. In quell'occasione il Presidente del Consiglio ha preso degli impegni precisi e li ha presi in diretta streaming davanti a noi. Adesso è inchiodato su quegli impegni precisi, vogliamo vederli. E il primo è stato sui nomi dei ministri. Si ricorda benissimo che abbiamo chiesto ministri di alto profilo e ci ha garantito... Cosa pensa della Biancofiore? Dalla Biancofiore che è stata trasferita alla pubblica amministrazione. È proprio l'immagine di come viene costruito come è stato costruito questo governo, per soddisfare gli appetiti delle varie parti che lo hanno composto, anziché cercare delle competenze o delle diciamo, qualità specifiche. Per tornare all'IMU, perché non è finita, Berlusconi ha detto che dà la fiducia, c'è la fiducia al governo Letta, ma deve abrogare l'IMU, quindi è un fattore di non ritorno su questo. Ripeto, l'abrogazione dell'IMU non può essere fatta così com'è, in maniera orizzontale, ma deve essere comunque garantito che chi ha dei redditi elevati paghi le tasse
anche sulla prima casa, e immagino non indiscriminatamente, ma che risposta vi siete dati a questo hackeraggio? È una cosa gravissima, è un fatto gravissimo di violenza personale, premesso che non hanno trovato nulla di politicamente rilevante, questo dimostra ancora di più la nostra E allora perché linea. lo stanno facendo e chi lo sta facendo? Ci stanno mettendo sotto pressione, ci stanno puntando, ci stanno minacciando, ci stanno in qualche modo cercando di intimidire. Questa cosa ci fa comprendere che siamo nella strada giusta e stiamo facendo il percorso giusto, e siamo veramente indignati del fatto che non si sono levati, non abbiamo visto nessuna indignazione generale né dalla stampa né dalle istituzioni per un fatto di una violenza così grave. Il Presidente Boldrini ha citato il fatto che c'è comunque l'ufficio postale, la polizia postale che si sta occupando. Quei siti sono stati per 10 giorni accessibili, 10 giorni. Provi ad accedere a un sito di poker straniero ed è immediatamente bloccato, chissà perché, forse lì ci sono degli interessi economici, perché quando giochi a poker con i siti italiani paghi delle tasse e quelli vengono assicurati immediatamente. Veltroni ha chiesto al governo Letta di chiudere le macchinette video poker perché dice che danno più reddito alla criminalità organizzata che allo Stato. Sono pienamente d'accordo. Sostiene la proposta di Veltroni? Su questo ci stiamo lavorando, perché non è solo quello il problema, sono diventato una nuova droga e quello è un altro elemento negativo. Tra Epifani e Cooperlo chi le piace di più come prossimo segretario del PD? Guardi, non mi interessa il segretario del PD, sinceramente. Dica la verità, è più divertente il lavoro che sta facendo ora di quello che faceva prima? È più stressante più che più divertente. Però le piace? Non è divertente, ecco, è una cosa abbastanza impegnativa e lo affrontiamo seriamente. E a proposito di lavoro, Beppe Grillo tornerà a fare il comico prima o poi? Che ne dice? Il comico e basta? Ormai credo che sarà un po' più difficile, è già da un pezzo che la sua comicità è una comicità drammatica, perché descrive una realtà drammatica. Buona domenica. Grazie. Crimi, buona domenica a voi voi che ci avete seguito, ci vediamo domenica prossima come sempre.